Abbiamo sentito un po' come una chiamata, come un'assunzione di responsabilità di fronte a un mondo che sta scomparendo, che è il mondo della sanità italiana. Questa è la motivazione che ha spinto il professor Luca Antonini a scrivere a quattro mani con l'economista Stefano Zamagni Pensare la sanità, un viaggio tra l'etico e giuridico nella sanità italiana, fino al 2009 la seconda al mondo per qualità e decima per spesa, con costi dimezzati rispetto a quella statunitense, un primato che a causa di diversi aspetti approfonditi nel libro il nostro paese sta perdendo. Nella copertina il quadro di Munch, Bambina malata, opera autobiografica visto che l'artista perse la sorella uccisa a soli 17 anni dalla tubercolosi. Al centro dell'immagine due mani che si stringono. È un po' il simbolo di quello che vorremmo dire. Oggi occorre un'alleanza di tutti, soprattutto delle forze politiche, che si mettano d'accordo per cercare di evitare questa pericolosissima deriva che rischia la sanità italiana. La deriva a cui fa riferimento il professor Antonini è quella di un'americanizzazione della nostra sanità. Quindi è basato su questo principio assolutamente liberale, per cui se hai soldi sei curato, se non hai soldi non sei curato. No? Questa è totalmente contraria allo spirito della nostra Costituzione, che dice che nell'articolo 32 che la tutela della salute è un diritto fondamentale. Una sanità malata, per una malattia di cui vediamo oggi gli effetti, ma che secondo il vicepresidente della Consulta inizia tra il 2012 e il 2019, quando vengono tagliati 40 miliardi di euro. I tagli sulla sanità li vedi dopo 10 anni, l'effetto lo vedi dopo 10 anni, quando devi cambiare la macchina della TAC, quando c'è il medico che va in pensione e devi sostituirlo, ma ti accorgi che non ci sono le risorse per sostituirlo. L'altra grande questione affrontata nel libro è quella della carenza dei medici. Bene ha fatto il governo attuale a togliere il numero chiuso a medicina. Come dice lei, però, il risultato lo vediamo fra 10 anni. Malanni emersi nella loro gravità durante la pandemia, per i quali la soluzione, spiega il professor Antonini, è ben delineata. Le risorse per la sanità non devono mai mancare. La Corte Costituzionale, è una sentenza che ho redatto anche io, parla di spesa costituzionalmente necessaria,